Ottobre, mese di castagni e di castagnat. Il castagno è una pianta che caratterizza molte zone, soprattutto in mezza montagna, in collina, nelle montagne delle Alpi, degli Appennini, molto presente in tante regioni, perché la castagna da tempo immemorabile è stata sostentamento di intere popolazioni. La castagna era il pane dei poveri, come frutto per la farina che se ne ricavava, e andare a fare i castagni è anche una bella occasione per fare una bella passeggiata. Sono stato con tu mia mese, incontrando famiglie con bambini, signori, signore, per esempio a Rezzago, un paese che molti di voi conosceranno, nel Triangolo Lariano, dove c'è anche una bellissima chiesa romanica dedicata ai Santi Cosme e Damiano. C'è questo bosco, questa selva di castagni secolari. A Seristanca fa un giro in Val Cudera, che è in provincia di Sondrio, anche lì le piene di castagni, perché anche lì una volta la gente si basava su quello per poter campare. Le castagne possono essere, come si sa, cotte, presentate in diversi modi. Le caldaroste sono i più comuni. I castagni o i marun arrost, che ci dice il Cherubini nel suo vocabolario milanese italiano ottocentesco, vengono dette nell'alto milanese anche burel, cioè le castagne appunto bruciate, caldarroste, fatte con la speciale padella coi buchi. Possono essere ovviamente anche i castagni all'es, e il castagnat era quel che gli vendeva. Quindi c'erano persone che si sostentavano, campavano con la raccolta, col commercio delle castagne, appunto o cotte o trasformate in farina. Poi le castagne sono diventate anche dei modi di dire. In italiano c'è tirar via le castagne dal fuoco, nel Podundi tira via o tira fuori i castagni del fuoco, tira via in milanese, certo può tradurre il tirar via italiano, ma anche il levare, quindi levare le castagne dal fuoco è un modo di dire che richiama appunto questo fatto che se le castagne sono sul fuoco, che vengono abbrustolite, vengono cotte, levarle chiaramente non si scotta a tirarle via, e quindi è un modo di dire che si toglie qualcuno dai guai, ci si impegna per tirar via dai guai qualcuno. Come dicevo prima, sulle castagne si può dire molto, perché appunto sono state un prodotto molto importante, e magari torneremo su altri modi di cucinarle, di presentarle. Diciamo pure che questo mese, se qualcuno ha ancora voglia di fare un giro, certo che oramai in tanti già andare a Catai, e quindi deve stare in giro mica troppo. Magari da quel vena un po' piscinina, un po' da quel vena un po' grande, però sarà un po' rari, però fa una bella passeggiata in mezzo ai castagni e rugà in di feu, in di riche, per trovarsi che a una castagna in giro, è proprio una bellissima passeggiata. Mi vi auguri di farla con i vostri gente, con i vostri amici, con l'amorosa, con il moroso, con i parenti, o anche in de per vi alter, ricordando che questo è proprio il tempo, il mese di castagni e di castagnati. Ciao!